Parto subito con il fare un battuto di cipolla, poi un battuto di sedano, metto a rosolare il tutto con un goccio d'olio d'oliva. Ho preso la sopraccoscia dell'anitra, l'ho già cubettata, come vedete, l'anitra. Ecco una cosa che mi sono dimenticato di dire, bigoli, questi spaghettoni fatti con uova e farina, il famoso bigolaro, nell'acqua.